Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. TG Plus News edizione di Venezia, buonasera. In apertura del nostro notiziario la cronaca. Un'ondata di maltempo si è abbattuta nel pomeriggio di oggi in Veneto con raffiche di vento e grandinate. Nel veneziano ad Annone Veneto, Concordia, Sagittaria e San Stino di Livenza si sono verificate cadute di alberi, alcuni dei quali si sono abbattuti sulle linee elettriche. In autostrada 4, probabilmente proprio a causa del maltempo, si è verificato un incidente stradale all'altezza di Portogruaro, in cui è rimasto coinvolto un mezzo pesante. Lungo il litorale si sono registrate forti raffiche di vento, in particolare a Bibione, Caorle e Jesolo. Cambiamo argomento. Resterà chiuso il padiglione di Israele alla Biennale di Venezia. L'artista e i curatori apriranno l'esibizione quando sarà raggiunto un cessate il fuoco e la liberazione degli ostaggi. Questo dice il cartellone affisso sul padiglione medesimo. La decisione della chiusura è dell'artista Ruth Patir, di concerto con i curatori. Come ha spiegato alla stampa, si tratta di una scelta di solidarietà con le famiglie degli ostaggi e la grande comunità di Israele che chiede un cambiamento. Fortunato Ortombina, che attualmente è alla guida della Fenice di Venezia, sarà il sovrintendente designato del Teatro alla Scala di Milano a partire da settembre 2024. Lo ha annunciato il sindaco di Milano Giuseppe Sala al termine del consiglio di amministrazione che ha votato la nomina. Dominique Meyer, che è l'attuale sovrintendente, resterà in carica fino ad agosto 2025. E nasce l'osservatorio Iusve Giovani e Futuro con l'obiettivo fondamentale di offrire uno sguardo originale sulle coorti giovanili e sui processi che li riguardano. E questa è la grande novità al centro del tradizionale e annuale appuntamento di confronto all'Istituto Universitario Salesiano di Venezia, lo Iusve, appunto, che si tiene il 16 e 17 aprile presso l'Aula Magna Iusve in via dei Salesiani 15 a Mestre, dove si confrontano in presenza studiose e studiosi di informatica, tecnologia, filosofia, teologia, pedagogia, psicologia e sociologia insieme a studentesse e studenti sul tema intelligenze umane, tutti chiamati alla sfida di governare con creatività e responsabilità i modelli linguistici di grandi dimensioni come ChatGPT. Questa era la nostra ultima notizia. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci. Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua.